La nostra azienda Molino Succhimisone nasce 4 anni fa con l'intento di valorizzare la biodiversità cerealicola locale. Produciamo sfarinati di grano duro con l'intento di valorizzare il pane Carasau e quindi forniamo a tutti i panifici locali il nostro prodotto. Abbiamo scelto di utilizzare una macina a pietra perché in questo modo possiamo valorizzare le proprietà nutraceutiche e funzionali del grano duro. Questo è molto importante in quanto dobbiamo nutrirci correttamente e prendere esempio dai nostri centenari che assumevano prodotti poco raffinati, ricchi di fibre e prodotti salutari. Di recente abbiamo condotto uno studio con l'Università di Urbino dove abbiamo scoperto che anche le farine possono contenere dei polifenoli e elementi nutraceutici quali vitamine ad alto contenuto. In questo caso, nello specifico, semole prodotte con la macina a pietra conservano tutte le fibre prebiotiche, conservano la vitamina E e tutti i toccoferoli, nonché anche gli acidi grassi buoni e le vitamine del gruppo B. Inoltre è stato scoperto anche che le farine macinate a pietra rispetto a quelle, chiamiamole più convenzionali e tradizionali dei molini industriali, hanno un alto tenore di proprietà antiossidanti. Queste qualità nutrizionali che abbiamo voluto conservare in questo prodotto con la scelta di questa tipologia di lavorazione determinano una qualità nutrizionale elevata e ricordano quelle che erano le proprietà dei prodotti che consumavano i nostri nonni un tempo. Il pane Carasau è un prodotto tipico, in quanto tale è imprescindibile il legame con il territorio. Questo legame andiamo a ricercarlo con la scelta delle materie prime, che sono materie prime di filiera, sfarinati ottenuti con grano sardo, macinati sia a pietra che non. Abbiamo 2 linee produttive, una con grano convenzionale e una con grano monovarietà. Infatti abbiamo una linea di pane Carasau fatto solo con grano senatore Capelli macinato a pietra. Imprescindibile per noi è anche l'utilizzo del lievito madre nella lavorazione, che esalta le caratteristiche del grano e migliora anche il profilo nutrizionale del prodotto. È una scelta che abbiamo fatto perché ci siamo resi conto che negli ultimi 70 anni il pane è completamente cambiato, vuoi per il cambiamento che c'è stato nelle varietà di grano, che alcune sono state soppiantate da altre, voi perché appunto il lievito madre è stato abbandonato in favore del lievito di birra e quindi ci siamo trovati con un prodotto che non aveva niente a che vedere con quello che mangiavano i nostri nonni. I 2 pani tipici di Oliena fondamentalmente sono il pane Carasau e Zapanedda. Il pane Carasau è un pane molto semplice, si tratta di impastare semola di grano duro, farina di grano duro, acqua, lievito madre e sale. L'impasto, una volta ultimato, si divide in piccoli panetti di forma sferica che vengono lasciati lievitare 3-4 ore a temperatura ambiente. In seguito questi singoli panetti vengono stesi fino ad ottenere un disco di pasta rotondo che va riposto nei teli di cotone che servono per la seconda lievitazione. Anche lì abbiamo bisogno di aspettare dalle 2 alle 3 ore affinché il pane sia pronto per essere infornato. Durante la prima cottura le sfoglie vengono infornate, si gonfiano e si ottengono 2 dischi di pane. Questi 2 dischi di pane verranno reinfornati per la carasatura per rendere il pane croccante con la sua tipica croccantezza del pane Carasau. Per quanto riguarda invece Zapanedda, la lavorazione è molto più breve, ma la lista ingredienti si allunga. Abbiamo sempre semola e farina di grano duro che vengono impastate con il latte. Viene aggiunto lo strutto in misura considerevole, anche dell'8-10%. Inoltre viene utilizzato il miele, infatti Zapanedda è un pane che ha un sapore dolce. La lavorazione è simile a quella del pane Carasau, solo che per quanto riguarda Zapanedda la lavorazione finisce con la prima cottura. Una volta sfornata è pronta per essere consumata. Nella nostra tradizione il pane Carasau era il pane di tutti i giorni che veniva consumato dai pastori nella loro vita quotidiana, mentre invece Zapanedda era un pane che veniva preparato per i giorni di festa. Il primo giorno che ci hanno incontrato di nuovo, dopo 40 anni. Auguriamo altri 100 anni, giornate come queste.
A questi cacciatori va sicuramente un plauso per essere riusciti a diventare indispensabili